Buonasera da Sicilia 24, questi titoli. Capizzi si è fermata per Giuseppe Di Dio, la commozione dell'intera comunità del Messinese per l'ultimo saluto al sedicenne ucciso. 2 talpe per Cuffaro, oltre al tenente colonnello dei carabinieri Palminteri, anche un funzionario di polizia gli avrebbe dato consigli. Per Vito Raso, storico collaboratore dell'ex governatore, voleva ricandidarsi. 15enne abusata dal fidanzato e costretta anche a rubare in casa dei genitori. Il 21enne di Scicli nel Ragusano è stato arrestato. Torna in chiesa, il parroco ha coltellato a Gela, la zia dell'aggressore chiede perdono. Non è un mostro, dice, le persone con problemi psichici dovrebbero essere seguite. Sciopero nazionale dei farmacisti, l'adesione anche a Palermo e Catania, chiedono uno stipendio adeguato al costo della vita e il rispetto per la loro professione. Catania, il comune svela le linee guida del suo programma per la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2028. Il calcio, il Catania domenica trova l'Altamura al Massimino, Jimenez torna a parlare sui social, mentre il suo procuratore tratta con il Catania sul possibile rinnovo. Ben trovati, non tutte le morti sono uguali. Abbiate la forza e il coraggio di dire di no a proposte che promettono tutto, ma vi tolgono tutto. Lo ha detto il vescovo di Patti, Monsignor Guglielmo Giombanco, celebrando i funerali a Capizzi di Peppe Di Dio. Tanta commozione e una comunità intera scossa. Francesco Triolo. La bara bianca, tanti fiori, il silenzio di un paese, di una comunità, la melodia straziante della banda cittadina che accompagna il feretro, sin dentro la chiesa, il santuario di San Giacomo gremito di persone. Capizzi si è fermata per l'ultimo saluto a Giuseppe Di Dio, il sedicenne ucciso lo scorso sabato da un colpo di pistola non destinata a lui. I funerali sono stati celebrati dal vescovo di Patti, Monsignor Guglielmo Giombanco, che durante l'omelia ha rivolto parole forti in particolare ai tantissimi giovani presenti nel santuario. Ha chiesto che la morte di Giuseppe non sia vana, un messaggio di dolore e di speranza ha attraversato la Chiesa. L'invito del vescovo è stato quello di trasformare il lutto in impegno, la rabbia in responsabilità collettiva. Le morti non sono tutti uguali, come non sono uguali i percorsi di vita, ma morire così giovani, senza un motivo, è assurdo. E poi abbiate la forza e il coraggio di dire no a proposte che promettono tutto ma vi tolgono tutto, impedendovi di essere felici. Non permettete a nessuno di rubarvi la gioia della vita. Questa, ha aggiunto, è una comunità smarrita che chiede sicurezza con azioni incisive. Quindi l'uscita della bara dalla chiesa. Un applauso e silenzio, tanto silenzio per una tragedia che ha scosso tutti. Ed è un turbinio di notizie a 2 giorni dall'esplosione del nuovo scandalo sugli appalti truccati in Sicilia. Secondo la procura di Palermo non c'era una sola talpa, ma ben 2 ad informare, a consigliare appunto Cuffaro. Oltre al tenente colonnello dei carabinieri spunta anche un funzionario di polizia applicato ai servizi segreti. E poi, secondo Vito Raso, storico ex collaboratore di Cuffaro, voleva ricandidarsi alla presidenza della regione. Ma sentiamo Manlio Viola.
Non una, ma ben 2 talpe. Oltre al tenente colonnello dei carabinieri Stefano Palminteri, anche un funzionario di polizia applicato ai servizi segreti avrebbe dato consigli all'ex governatore siciliano Totò Cuffaro. Si tratta di Filippo Paradiso, anche lui nominato nelle 246 pagine dell'istanza della procura al GIP, nella quale si chiede di applicare gli arresti domiciliari a 18 fra politici e funzionari pubblici. Non solo talpe, ma anche politica. Vito Raso, storico collaboratore dell'ex presidente, parlando con terze persone racconta dell'intenzione di Cuffaro di ricandidarsi già nel 2027. Lui, Cuffaro, questa eventualità l'ha sempre negata in tutte le occasioni pubbliche. Intanto rinuncia all'incarico l'avvocato difensore proprio di Cuffaro, Claudio Gallina, una scelta di opportunità visto che anche lui è citato nell'ordinanza come organizzatore dell'appuntamento fra Cuffaro e il colonnello Palminteri. Si è poi autosospeso in queste ore il manager dell'Aspe di Siracusa, Alessandro Caltagirone, ribadisce di essere estraneo ai fatti ma fa un passo di lato anche per effetto delle pressioni politiche. Prende le distanze da tutti gli altri indagati invece Saverio Romano, con una nota dell'avvocato difensore Raffaele Bonsignore nella quale precisa che nei suoi confronti c'è soltanto un capo d'accusa e non l'intero sistema ricostruito dalla procura, e invita la stampa ad evitare voli pindarici. Ed è durato circa 3 ore il vertice di maggioranza a Palazzo dei Normanni con i segretari e i capigruppo all'Ars dei partiti di centrodestra. Sono stati discussi contenuti degli emendamenti da proporre alla manovra di stabilità nella prossima riunione in programma mercoledì. Sempre a Palazzo dei Normanni il centrodestra definirà il pacchetto delle misure. I partiti in una nota spiegano che gli sviluppi che in queste ore interessano la cronaca politica siciliana vengono seguiti con attenzione e senso di responsabilità, riponendo la massima fiducia nell'operato della magistratura e attendendo con rispetto gli esiti delle valutazioni in corso da parte degli organi competenti. Le inchieste e gli arresti azzoppano la Commissione regionale antimafia che perde altri componenti. Per il presidente Cracolici serve una svolta morale. Marco Gullà. Le inchieste, gli arresti e l'ultimo terremoto politico azzoppano la Commissione regionale antimafia. Partiti in 13, adesso restano in 9. L'ultimo a lasciare e a fare un passo indietro è stato Carmelo Pace della DC, su cui pende una richiesta di arresto nell'ambito dell'indagine su sanità e appalti. Prima avevano lasciato Castiglione, Gennuso, Geraci e Lavardera. Inchieste e arresti che offuscano il lavoro fatto dalla Commissione. Purtroppo temo che ce ne saranno altre in futuro. Tutto ciò ci obbliga a prendere atto che occorre una svolta in Sicilia, una svolta morale, una svolta che coinvolga anche gli elettori, ma che coinvolga anche gli esponenti politici che devono essere da esempio e non piegati agli interessi di pochi e agli interessi clientelari. Cracolici lancia un messaggio anche all'attuale governo regionale. Ha bisogno però di un governo, e questo va detto con molta onestà, che oggi appare inadeguato a gestire la fase complessa e difficile che sta vivendo la nostra terra. Un ragazzo di 19 anni ha accoltellato ieri sera un giovane di 28 anni a Cinisi, nel Palermitano. L'aggressore è stato denunciato, la vittima è stata portata in ospedale a Villa Sofia in codice rosso. L'arma utilizzata non è stata ancora trovata e i carabinieri stanno indagando. E adesso un caso doloroso, quello di una quindicenne costretta dal fidanzato a subire abusi sessuali, maltrattamento e anche costretta a rubare in casa della famiglia, dei genitori. L'uomo, un 21enne, è stato arrestato. Desiree Ferlito. Maltrattamenti, violenza sessuale, vessazioni e minacce. A subirli una ragazzina di 15 anni a Scicli, nel Ragusano. Il carnefice, il suo ex fidanzato di 21 anni, che avrebbe approfittato della vulnerabilità emotiva dell'adolescente per sottoporla a torture di ogni genere. Le indagini della squadra mobile sono partite dopo la denuncia fatta lo scorso settembre dai genitori della quindicenne, che si sarebbero accorti che qualcosa non andava. Dalle indagini è emerso che la ragazzina era stata costretta a subire le violenze dall'inizio della relazione sentimentale lo scorso maggio e che avrebbe taciuto per paura. Oltre a essere costretta a compiere atti sessuali, la ragazza è stata indotta a rubare denaro e oggetti preziosi ai genitori, consegnandoli al fidanzato, che approfittando della situazione avrebbe utilizzato indebitamente anche il bancomat di famiglia.
Per questo motivo l'indagato è accusato, oltre che di violenza sessuale, maltrattamenti, anche di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Per l'orco sono scattati gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico. Colpi d'arma da fuoco contro il cancello di un pensionato ottantenne al villaggio Bellavista di Porto Empedocle. Delle indagini si sta occupando la polizia. La scientifica ha ritrovato e sequestrato più bossoli, alcuni dei quali inesplosi. E ancora poche settimane dall'accoltellamento in sagrestia, il parroco della chiesa del Carmine di Gela, Don Nunzio Samà, è tornato a celebrare messa. Prima della funzione, l'incontro e l'abbraccio con la zia dell'aggressore. Francesco dice non è un mostro. Jerry Italia. Nella chiesa del Carmine, Don Nunzio Samà è tornato all'altare per la prima messa dopo l'aggressione subita a fine ottobre. Il sacerdote, dimesso da pochi giorni dall'ospedale Vittorio Emanuele, era stato vittima di un accoltellamento mentre si trovava in sacrestia. A colpirlo era stato Francesco Acia, 26 anni, affetto da gravi disturbi psichici. Il giovane è attualmente detenuto in una REMS. Ieri Don Nunzio è tornato sull'altare. Sicuramente celebrerò con lo spirito di lode e di ringraziamento, no? Un dire grazie al Signore e alla Vergine Maria che mi hanno custodito. Veramente possiamo dire che ho ricevuto un miracolo. Prima della funzione si è svolto un incontro tra il sacerdote e la zia del ragazzo, Concetta Acia. La donna ha chiesto perdono a nome della famiglia. La zia ha ricordato come il nipote avesse sospeso la terapia negli ultimi mesi con un peggioramento evidente delle sue condizioni. Francesco dice però non è un mostro. Dietro Francesco ci sono cose e storie molto lunghe alla quale lui ha avuto anche dei traumi infantili e questa reazione non so neanche io come spiegarla. Però posso dire che mio nipote non è un mostro. Concetta ha rivolto un appello alle istituzioni per maggiori interventi di assistenza e monitoraggio delle situazioni psichiatriche fragili. Non solo per Francesco, perché Francesco si è visto che ha fatto questo gesto, però ce ne sono tanti altri come Francesco. Un aiuto proprio alle istituzioni per questi ragazzi. Durante la messa Don Nunzio ha confermato il suo perdono e ha sostenuto l'appello della famiglia, chiedendo più attenzione verso chi soffre di disturbi mentali. Adesso una notizia dalle agenzie: è morto a 47 anni per una sospetta occlusione intestinale dopo essere stato operato 2 volte. La procura di Agrigento ha fatto sequestrare dalla polizia le cartelle cliniche 4 i medici indagati per omicidio colposo che a loro tutela potranno partecipare al irripetibile esame autoptico. A Ragusa 2 fratelli di 38 e 34 anni sono finiti ai domiciliari per aver aggredito un medico della guardia medica di Piazza Igea e per avere danneggiato la struttura nel cuore della notte. Si erano rivolti alla guardia medica per una ferita causata da un incidente domestico. Dopo il primo intervento il medico li aveva invitati ad andare al pronto soccorso e questo aveva scatenato l'ira dei 2 che invece hanno preteso l'applicazione dei punti di sutura. Insultato e aggredito, il dottore ha dovuto chiedere l'intervento dei carabinieri. È stata alta l'adesione di farmacisti anche in Sicilia che hanno incrociato le braccia per lo sciopero nazionale, chiedendo uno stipendio adeguato al costo della vita e il rispetto della professione. Adelaide Barbagallo. Dietro un bancone a dispensare consigli, servizi, vaccini, farmaci, telemedicina con uno stipendio medio di 1.600 euro per 40 ore la settimana, considerato inadeguato per il costo della vita e per la loro professione. Da Catania a Palermo è scattata anche in Sicilia l'agitazione dei farmacisti e delle farmacie private convenzionate con il servizio sanitario. Chiedono il rinnovo del contratto di lavoro fermo da anni e scaduto nel 2024. L'aumento del costo della vita negli ultimi 5 anni è stato spropositato e gli stipendi dei farmacisti sono sempre ridotti a quello che erano 5 anni fa. A Catania il concentramento in piazza San Domenico e corteo in via Androne per raggiungere la sede di Federfarma regionale. Nel catanese sono dislocate 300 farmacie con oltre 1.000 farmacisti che ci lavorano. Titolari, mi rivolgo a voi, la farmacia vostra un giorno cesserà di esistere se continuiamo così. Siamo considerati una categoria commerciale, pur avendo un camice, una laurea e 5-6 anni di studi, non siamo arrivati ad ottenere quello che è la nostra professione, la qualifica della nostra professione. Lo sciopero è indetto dalle federazioni di categoria Filcams, CGL, Fisascat, CISL e Wiltux, dopo la rottura delle trattative con la parte datoriale Federfarma.
Questo è quello che vi offre Federfarma come aumento di stipendio. Per voi è irrisorio? Sicuramente uno stipendio troppo basso per le nostre valutazioni, la nostra dignità. È da 15 anni che siamo fermi con 2 rinnovi che sono stati soltanto di circa 50 euro lordi. Per Federfarma l'aumento di 360 euro mensili è una richiesta irrealistica. E adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi torneremo per andare a Catania. Oggi il Comune ha svelato le linee guida del programma per la candidatura a appunto Catania, capitale della cultura 2028. A tra poco. Siamo tornati in studio. Oggi il Comune di Catania ha svelato le linee guida del programma per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. È andata per noi Adelaide Barbagallo. Catania è il barocco, è l'Etna, è la grande letteratura, è la Norma di Bellini, è un hub logistico di connessioni via terra, mare, aria, nel cuore del Mediterraneo. Catania ha tutte le potenzialità per candidarsi Capitale Italiana della Cultura 2028. Oltre un centinaio le realtà che hanno partecipato all'elaborazione del programma dal titolo Catania Continua. È una città che vuole coniugare le bellezze del passato che ci sono state donate da chi è venuto prima di noi con la nostra capacità di essere parti del futuro, con la nostra forte azione nel campo della tecnologia e dell'innovazione. Poi su cosa puntiamo? Puntiamo su un connubio, su una sintesi molto forte a Catania tra arte e scienza, arte e natura, arte e rigenerazione urbana, cioè non è la bellezza per la cultura per la cultura, ma la cultura per migliorare la città e essere cittadini e cittadine di Catania in questo momento. Il progetto invita a guardare in alto e in profondità, connettendo geografie urbane diverse, centrali e periferiche, in un unico disegno di rigenerazione. A 81 anni torna all'università, è Mario Puccia, medico in pensione di Modica, adesso studente di Scienze Motorie a Ragusa. Sentiamo Veronica Barbarino. In seconda fila, sguardo concentrato durante la lezione di anatomia umana. Tra studenti neodiplomati c'è lui, Mario Puccia, 81 anni, medico in pensione di Modica, tornato sui banchi universitari per studiare scienze motorie a Ragusa. Ha lavorato come meccanico e ha conseguito il diploma da geometra nel 1969, poi una laurea in medicina, specializzazione e master vari. Il lavoro, la pensione e lo scorso giugno il diploma all'Istituto Agrario. A settembre ha capito di non essere ancora stanco di studiare. Tanto per togliermi in giro, per non parlare della Juventus, per non parlare di politica. Tutti me l'hanno sconsigliato, ma cosa ci porta, ma cosa fa fare, ma non avere case bieccio. Ma sta scherzando, io non mi sento vecchio. L'università di oggi, tutta una sorpresa. Si parla di chimica ad alto livello, che ai miei tempi non si era fatta. Si parla di anatomia, ma fatta in una maniera così fatta bene, perché oggi si proiettano le slide, e sentire un po' che novità ci sono nella scienza medica è importantissimo. Continuare a imparare lo fa sentire vivo e in aula si fa notare. È uno stimolo per me in più per spromare reminiscenze passate in questo studente, diciamo, che veramente ci allieta le lezioni con domande di interesse anche di natura diagnostico, patologico. Un clima sereno quello tra Mario e i suoi compagni, che adesso si prepareranno alla prima sessione. Spero di trovarmi bene anche con i professori, che avranno pietà di me quando farò gli esami. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi avremo il calcio con il Catania che domenica ritroverà al Massimino l'Altamura. A tra poco. E siamo al calcio, il Catania domenica troverà l'Altamura al Massimino, in Menez è un'alternativa immediata, mentre in difesa Pieraccini sarà titolare. Marco Carli.
I social spiegano e raccontano, come sempre, i momenti e anche gli stati d'animo. Jimenez lo fa attraverso il suo profilo Instagram, il gruppo del Catania, con alcuni giocatori nei giorni di riposo a Madrid per vedere il Real, ma anche magari il momento personale da raccontare, forse non il migliore in campo per quanto riguarda Jimenez, ma con l'intenzione che lo sia. Al giocatore, lo sappiamo, è stato proposto un prolungamento contrattuale fino al 2028. Le due parti, il procuratore e il club, si parlano, i tifosi sperano e non solo loro. Lunetta, fra gli altri, mette una reazione inequivocabile, una firma. La testimonianza di un gruppo sano che Toscano ha modellato e che adesso attende l'Altamura. Di Jimenez abbiamo già detto da lunedì, con l'infortunio di Aloy diventa un'alternativa immediata, anche se le opzioni primarie al momento restano sempre di Tacchi e Quaini. Caturano, dopo varie settimane di lavoro in gruppo, vuole giocarsi una maglia con Forte. Pieraccini, dopo la maxi squalifica di Gherardi, giocherà nella difesa 3 con Di Gennaro e Celli. E sono contrapposti gli stati d'animo di Siracusa e Trapani. Sentiamo perché nel servizio di Francesco Triolo. È il momento delle riflessioni in casa Siracusa, riflessioni a 360 gradi per il presidente Alessandro Ricci. La classifica è da allarme rosso, ultimo posto, ma soprattutto le 10 sconfitte in 12 gare di campionato pesano. Marco Turati viene dato in bilico, anche contro il Giuliano lo era. La partita contro il Latina però potrebbe essere quella decisiva per il futuro del tecnico. Occorre che la società però trovi un allenatore pronto e con gli stimoli giusti per prendere in mano questo Siracusa. Squadra e tecnico sono in silenzio stampa per volere proprio della società, che sta iniziando già a valutare il rafforzamento dell'organico nella finestra di mercato di gennaio, sperando di non essere in ritardo per i correttivi. È chiaro che domenica però contro il Latina diventa fondamentale, e non solo per il futuro di Marco Turati. Dopodomani invece scende in campo il Trapani. La vittoria di Crotone ha dato continuità a quella col Cerinione, adesso si punta al Tris. Col Picerno, giocandosi in anticipo, di sabato alle 14:30 il tecnico Totò Aronica ha dovuto cambiare il programma degli allenamenti di questa settimana. La condizione della squadra è considerata abbastanza buona. Aronica non potrà contare sicuramente su Benedetti, che deve scontare un altro turno di squalifica, e l'infortunato Nicoli, che sta completando il lavoro di riabilitazione e dovrebbe tornare a disposizione tra qualche settimana. Una notizia adesso, un nuovo deferimento per il Trapani, ancora una volta alla base del provvedimento del procuratore federale. Ci sono violazioni amministrative nella gestione economica della società. Tra le inadempienze contestate il mancato pagamento entro il 16 ottobre degli emolumenti di agosto e settembre ai tesserati, deferito anche il presidente Valerio Antonini. Con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per averci seguito. Buona serata.